vittoria importante contro una squadra che ha dato tutto e faccio i complimenti a loro. Faccio i complimenti perché veramente non hanno mai mollato. Noi dal canto nostro abbiamo dimostrato la forza di una capolista che è in testa dall'inizio fino ad oggi. Abbiamo sfruttato il momento giusto e siamo passati in vantaggio per poi raddoppiare. Il pareggio dello Sciacca sicuramente ci dà una grossa mano, ma ancora la matematica dice che dobbiamo conquistare qualche altro punto e ci prepareremo già da martedì per andarlo a fare. È stato un anno difficilissimo, abbiamo trovato battaglie un po' dappertutto, ma ripeto, con l'unione di questa società, di questo staff importante e di un gruppo meraviglioso, alla fine stiamo portando la barca in porto. La prossima settimana andiamo a Trapani contro l'Accademia, una squadra che fa un buon calcio, che ha fatto un campionato a mio avviso stupendo. Sappiamo che dobbiamo ancora conquistare quel punto per la matematica e faremo di tutto per andarlo a prendere lì.